Mister, partiamo dal risultato, un 5-0 netto che dà un segnale al campionato. Ma il segnale non lo dà sicuramente il 5-0, ci vuole una continuità di risultati per cominciare a capire dove possiamo arrivare e di che pasta siamo fatti. Sicuramente le vittorie aiutano a darti entusiasmo e quindi siamo contenti di questa prestazione. Sappiamo che dopo la sosta è sempre un'incognita, ci siamo allenati bene, ma era giusto misurarci. Sicuramente l'avversario di oggi era numericamente in difficoltà, è giusto dirlo, quindi diciamo che siamo comunque soddisfatti per l'allenamento, per come ci siamo allenati nella sosta del campionato, e quindi volevamo ripartire con una vittoria e ora cominciamo a preparare le partite settimanalmente perché ci è mancato tanto la domenica. Tra le note positive, sicuramente anche non aver preso gol quest'oggi. Lei da quando è subentrato a squadra ha subito solo i 5 gol, questa è una nota grande sulla quale lavorare per costruire la vostra solidità. Sì, diciamo che il fatto di non prendere gol è sempre qualcosa di positivo perché ci vuole equilibrio. È chiaro che poi magari nelle partite in cui il risultato matura già nel primo tempo, quindi hanno un risultato più di dimensioni più grande e può pure succedere di abbassare la tensione e prendere gol. Invece sono contento che i ragazzi sono stati concentrati fino all'ultimo minuto per cercare di non prendere gol e per cercare di fare bene ed essere una partita gagliarda per come l'abbiamo fatta. Alla prossima lo scontro diretto contro il Città di San Vitolo Capo, che partita si aspetta? Ma innanzitutto voi parlate di scontro diretto, per ora il San Vitolo Capo è in testa alla classifica, noi siamo quarti in classifica, quindi parlare di scontro diretto secondo me non è proprio così. Noi cerchiamo di fare bene partita dopo partita, sappiamo che il San Vito è una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra forte con un allenatore bravo, un ottimo allenatore, già da diversi anni è una società che vuole puntare ad andare in eccellenza. L'anno scorso ci è andata vicinissimo con i playoff, quindi è un buon test per capire veramente come abbiamo lavorato, che tipo di squadra siamo, dove possiamo arrivare. È chiaro che misurarci con le squadre così forti ci fa piacere, sono le partite che ti fanno capire veramente la reale consistenza della nostra squadra, e poi noi guardiamo partita dopo partita e vedremo nelle prossime la continuità che riusciremo a dare ai risultati, che dando la continuità puoi cercare di fare più punti possibile e scalare un po' la classifica. Poi si delineeranno dopo le prime 5-6 partite, penso che il campionato si delineerà per le squadre che lotteranno per andare ai playoff, le squadre che lotteranno per vincere il campionato rispetto alle squadre che si devono salvare. Ancora è presto perché sono solo 14 partite, quindi secondo me ci vorranno ancora delle partite per capire il campionato che direzione prenderà.